Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Cumendone veneziano. Allora ragazzi, siamo su un gioco retro GP4. Allora, questo gioco è uscito nel 2001. Boh, ok, questo è il simulatore per eccellenza di Formula 1. Cioè è una cosa incredibile. Adesso spieghiamo bene. Ora intanto siamo sulla mod 1990. Sono riuscito a scaricare dal sito GP4 Forever mod 90, mod 93 e poi dal 2004 al 2013. Ragazzi, io vorrei fare un progetto un po' particolare, cioè fare i campionati del mondo 90-93 e nel 2004-2013, sempre con un pilota diverso. Chiaramente però, visto che insomma il lavoro non è proprio da poco, fare gare da 6 giri, massimo 10, perché sennò diventa una cosa eterna. Però cosa voglio fare prima? Voglio far vedere una gara per ogni modo, per vedere se può piacere, perché il contro è che la grafica non è proprio incredibile, è una grafica comunque del 2001, anzi nella mod del 90 è ancora meno bella rispetto magari al 2005, 2007, 2013, che là sono già mod più belle. Però ragazzi, questo gioco è incredibile, perché tanto ha una giocabilità proprio da simulatore indescrivibile. E poi ha tutto. Cioè, esempio, qua puoi cambiare qualsiasi tipo di cosa. Qua perché, ecco, qua tutti i tipi di guasti, sospensioni, sterzo, trasmissione, olio, l'acqua, il freno, l'acceleratore, problemi elettrici. Cioè, è una cosa devastante. Addirittura ci sono i commissari che levano le macchine dalla pista. Cioè, è proprio una chicca incredibile. Ci sono le sovraimpressioni dell'epoca. Tipo nel 90 c'è la Olivetti con la Logister, la cazzo si chiama. Poi nel 2004, 2005, 2006 la Siemens. Poi la LG. Tutto perfetto, è una roba incredibile. E niente raga, la proviamo questo primo video. Chiaramente il video sarà con una grafica un po' così, con le bande nere ai lati, perché non è il 1920 il gioco chiaramente. Però ragazzi, a mio parere, secondo diciamo gli esperti, i saggi del mestiere, questo è il miglior gioco di Formula 1 mai realizzato. Vabbè, chiaramente andiamo con Ayrton Senna, questo è il roster degli anni 90, Prost, Mansell, Ferrari, Nakajima, Alesi, Patrese, Alboreto, insomma, ci sono Nelson Piquet, insomma, dei fenomeni. Ok. Vai, Monza. Andiamo subito in gara. Chi se ne frega. Questa è la griglia di partenza ragazzi. Guarda che bello con le macchine così. Cioè, a mio parere sono chicche che solo i giochi di una volta avevano 11 giri. Adesso ragazzi io non commento. Voglio dare proprio la possibilità a tutti vi dovete concentrare sul gioco per capire se vale la pena o non vale la pena ragazzi fare questo progetto. E niente, partiamo. Raga, scusate, un piccolo PS, vado in Brasile, no, a Monza. E volevo aggiungere una cosa, sono con la tastiera, quindi è durissima. Livello di difficoltà più facile, ma comunque è dura. E faccio un po' di incidenti, un po' di cazzate, perché voglio far vedere tutte le varie cose. Cioè, i commissari, le robe, quindi questo è proprio un video dimostrativo del gioco. Quindi, già il Cumendone fa cazzate in modalità seria, pensate in modalità prova. Quindi adesso... per esempio in partenza parto a strombattuto, cerco di buttare fuori un po' di macchine per far vedere cosa succede, anche tutte le varie sovraimpressioni, perché addirittura se una macchina si ritira c'è la sovraimpressione tipo Alain Prost si ritira, trasmissione, cioè chicche incredibili. A partir de agora, nós estamos ao vivo. Passa a bandeira verde, vamos pra largada, sobe o ronco dos motores. Vamos para a largada, sinal verde. Olha essa confusão, olha como se misturam ali. Se deu bem. Vai assistir só, segura a cena. Foi com tudo para fazer a ultrapassagem. A torcida fica toda em cena, arquibancada. Tudo, cena. Retardou a freada, ele foi embora. E logo na primeira tentativa ele deu bote. Essa é a sua especialidade. Ele negocia como ninguém. Demonstrou muita coragem, porque ele não chegou a ensaiar. Não foi uma tentativa, ele já foi direto na primeira. Não tem jeito, pega o VAR, potência de motor, vai na reta. Ele nem tentou fechar a porta. Vai abrindo espaço de todas as formas aí, Senna. Sai da frente que eu quero passar.
largada, que ele também largou bem, mas principalmente tudo de uma maneira muito decidida, na hora certa, antes de completar a primeira volta. Muitas emoções para você no Grande Prêmio de Fórmula 1. Rasgando pela reta para completar mais uma volta. Aí você vai de carona com Ayrton Senna. Busca a potência. Clube você, toda hora, tudo a ver. Oferecimento Brahma Shopping, Samoa e Polino. Aí o Senna. Olha ele aí. Ele deixa pra frear depois. Que loucura! É um risco assumido por esse incrível Ayrton Senna. É adrenalina, a pressão e lá vai o Senna. É uma loucura a corrida. Senna estabelece agora a melhor volta da corrida. Pisa fundo, acelera Ayrton Senna. É impressionante a tocada do Senna com uma técnica absolutamente fenomenal. O ritmo é muito forte. É muito forte o ritmo. Clube você, toda hora, tudo aí. Oferecimento Brahma Shopping, Samoa e Polino. Aí vem Ayrton Senna. Ele sabe que é pressão, então sobe o batimento cardíaco, mas é assim que ele gosta, hein? É assim que ele se sente bem. Ali ele tá em casa. Que grande prêmio! Que corrida fantástica! Tá bonito. Ele estabelece agora a melhor volta da corrida. Pisa fundo, acelera Ayrton Senna. É impressionante a tocada do Senna com uma técnica absolutamente fenomenal. O ritmo é muito forte. É muito forte o ritmo. Clube você, toda hora, tudo aí. Oferecimento Brahma Shopping, Samoa e Polino. Aí vem Ayrton Senna. Ele sabe que é pressão, então sobe o batimento cardíaco, mas é assim que ele gosta, hein? É assim que ele se sente bem. Ali ele tá em casa. Que grande prêmio! Que corrida fantástica! Tá bonito. Senna no box. Ayrton Senna vai para o box. Cabrini, você aí acompanhando. Nesse momento, fazendo a troca de pneus, Ayrton Senna. A equipe já tinha pedido que ele fazia a troca antes. O brasileiro decidiu só fazer nesse momento e uma boa troca, Galvão. Aí, portanto, Roberto Cabrini trazendo a vocês todas as informações dos blocos. Esse é sempre um momento importante da prova.
Então Senna vai montar. E perde as primeiras posições. Perde o contato com as primeiras posições. Ele tem a desaceleração, tem a entrada no box. Não pode passar no box acima de uma velocidade determinada. Você pode considerar, no mínimo, que ele perdeu de entrada e saída, retomada de velocidade. Aí o Senna. Aí o Senna com todo cuidado. Você tá aí no carro de Senna. Olha a dificuldade. Olha o Ron Dennis aí preocupado. Ele fica falando no rádio com a Ayrton Senna. Eles ficam se comunicando, tentando estabelecer a prioridade. Vamos ficar de olho, ver a distância que o Senna passa. Vem Ayrton Senna, é o Brasil na frente! Aí vem Ayrton Senna. Aí Ayrton Senna na metade da última volta. Ele já viu a câmera posicionada e fez um sinal de V de vitória. Aí vem Senna, o Brasil na frente. Bandeiras agitadas. Em verde e amarelo em todo o circuito. Ele dá um tchauzinho pra câmera. Últimas curvas para Ayrton Senna. Mihail Hidasi aguarda com a bandeira quadriculada. Allora ecco qua ragazzi, chiaramente non ho commentato per dare la possibilità di vedere bene il gioco. Allora ragazzi, chiaramente sono andato ai box per far vedere anche la sosta ai box e tutto quanto. Il livello di difficoltà era il più basso e comunque anche quando ero quinto non era così scontata la vittoria, era proprio il livello obesamente scarsi. Quindi pensate cos'è il livello impossibile. Poi ragazzi, chiaramente io non so quanti hanno seguito conta che anch'io nel 90 avevo 2 anni, quindi dopo mi sono comprato i vari DVD, cassette, quindi ho visto le stagioni insomma della Formula 1, queste qua che forse sono le più belle, nei primi anni 90 e insomma dal 90 al 2003-2004 per me sono le più belle. E c'è proprio l'atmosfera
di quelle stagioni. Cioè, avete visto, prima ho fatto vedere l'incidente, purtroppo non si è visto bene la gru, perché anzi non c'è stata, e perché la macchina ha fatalità, era vicinissima al guardrail. Però, cioè, avete visto, la macchina si è ritirata, hanno scritto non so, Nelson Piquet ritirato causa incidente. C'è la trasmissione, c'era scritto transmission o incendio, acqua, sterzo, robe varie. Quindi ragazzi, il gioco nel suo complesso è incredibile. Chiaramente con livello di difficoltà basso, 6 giri, non puoi goderti appieno il gioco. Insomma, ecco, questo gioco, per capirlo, secondo me bisogna giocarlo. Nel senso, magari adesso vedete questo gioco, ma che cazzo è, Comenda, svegliati, grafica non bella, così colà, cioè. Però io questo gioco, ragazzi, ve lo consiglio, soprattutto le mod, perché poi quelle del 2004, 2005, 2006 fino al 2013 sono bellissime. Poi c'è il ritmo gara vero, proprio reale come la realtà. I sorpassi tra computer sono incredibili. Una volta ho fatto una gara, è stato un incidente tra due macchine che, pur di non far superare l'altra macchina, sono andati allo scontro e ciao. Cioè, proprio incredibile. Però chiaro, con 6 giri e livello pippa, è chiaro che non è facile vedere tutto. Comunque ragazzi, se volete vedere altri gameplay delle altre stagioni, la 93 e poi la 2004 alla 2013, no problem, io registro. Poi se non volete i campionati, pazienza, io comunque almeno un video su GP4 volevo fare. Raga, un saluto dal Comendone pazzo veneziano. Ciao! PS, rispetto per Ayrton Senna, il più grande di tutti.